cerca di sinistra verso destra la formazione ospite, in tenuta bianco-verde la formazione Calè, dalla dietro per Tirelli, in avanti per Teresa Saraniti, la conclusione. Calè, scusate, ma c'è la rete di Saraniti, Teresa Saraniti porta in vantaggio la formazione lametina. Mentre è entrata anche Stefania Corrao nella formazione della Royal. Calè, la conclusione, il gol di Calè, anche per Calè e Royal che si porta sul 2-0. Calcio d'angolo dunque per la formazione ospite, la palla dietro per la conclusione, dietro per il tiro di Sasso, la chiude la Furno che parte davanti al portiere, battuta la sua conclusione, ora il lancio, c'è il fallo, Saraniti evita un'avversaria, Saraniti la conclusione, ha chiuso, può scambiare con Saraniti, Saraniti per Calè, la palla niente di Piazza, ora Calè ruba palla, no, questo è fallo antisportivo. Ancora la linea alla giocatrice lametina che è finita a terra, ora è davanti alla porta, riesce a segnare Beita, si era creata una piccola mischia e accorcia le distanze la Lazio. Calè ha toccato questo pallone poi di Piazza, sulla palla di Piazza la conclusione. Calè aggredisce sull'avversaria e il gol di Calè per il 3-1 della formazione lametina. Il segnale del primo arbitro, il signor Granata Giglio Pietro di Sala Consilina. Di queste le 5 giocatrici della Lazio. Furno, il sombrero, il colpo di tacco, mamma mia che giocate, e poi mette al centro, si scambiano, mette al centro. Questa volta Taniglia mette al centro, la palla attraversa la porta e sul palo opposto trova Beita. C'era la porta vuota di Piazza, Clara Di Piazza finalmente mette la palla in rete sul 4-2, replica subito la formazione lametina. Cambiato parecchie giocatrici, ruba palla alla Furno, porta vuota, tira e il gol di Furno, il gol di Anita Furno per il 5-2 della formazione lametina. Lazio in possesso palla, la conclusione dalla lunga distanza da Taniglia, un diagonale, ammonizione per Taniglia, anche Taniglia che manda a quel paese l'arbitro. Questa è l'espulsione, ha mandato a quel paese l'arbitro. Mentre ora Beita mette al centro e Taniglia riesce ad accorciare le distanze. Furno dalla distanza, il tiro, mettere al centro dove c'è Saraniti. Di Piazza questa volta evita l'avversario e va al tiro. Beita sulla sinistra, da al centro, aveva rubato palla Calè. Si scambiano di posizione, il tiro di Taniglia subito per Calè che mette al centro per Saraniti! Saraniti! Grande giocata, bravissima Calè a dare al centro, ma c'è Calè evita un'avversaria, niente, viene spinta dal portiere, non è possibile, sbaglia dall'altra parte Beita. Al volo la conclusione davanti alla porta, ancora la chiusura, batte Calè, scambia con Corrao, ma sta al centro e il gol ancora Teresa Saraniti alla Lazio della Royal che si riprende dopo la brutta sconfitta con la Salinis. La formazione lametina, Cacciola può rimettere il lancio lungo e finisce qua, vince per 7-4, prima partita interna vinta dalla formazione lametina.